Con Alessandro Cupisti, tecnico dell'Hockey Roller Scandiano, a commentare questo 5-5 qui del Palla Ferrarin di Braganza per la settima giornata di ritorno di andata del campionato di Serie 2 Hockey Pista. Una partita che a un certo punto Scandiano dominava per 5-1, poi c'è stato il gran ritorno del Braganza. Immaginiamo tu non possa essere soddisfatto di come si è sviluppata la sfida nel secondo tempo, però se mi posso permettere ho visto uno Scandiano nel primo tempo mantenere il possesso palla, solido in difesa, capace di ripartire in contropiede e meritare quel quadruplo vantaggio. Poi cosa è successo? Dopo ognuno è diventato un fenomeno e non abbiamo più giocato. Questa è responsabilità mia. Mi dispiace perché io giovedì purtroppo non c'era l'allenamento e bisogna ricambiare i registri perché hanno giocato da presuntuosi, da persone che sono già arrivati. Non hanno capito che per arrivare primi per vincere bisogna lottare su ogni palla, perché deve avere rispetto dei compagni che corrono, deve avere rispetto degli avversari, perché questa squadra qui sono dei ragazzi bravi e preparati e corrono e ci danno l'anima. Quindi basta, niente, un pareggio è stato buono secondo me, perché per come si era messa sì, paradossalmente l'ultimo minuto e mezzo Braganza che pareggia, colpisce il palo e Scandiano che ha commesso 9 falli di squadra poteva addirittura scapparci la beffa e così non è stato. Mi permetto di dire non sarebbe stato giusto. Ma questo è lo sport, era giusto anche perdere, così uno rimetteva le orecchie in terra una volta per tutte, perché la gente guarda gli altri risultati. Ho sempre detto che questo è un campionato difficile, equilibrato, dove tutte le squadre possono perdere punti. Noi finora abbiamo giocato con un atteggiamento positivo, come abbiamo fatto il primo tempo, certo. Dopodiché sono mancate un po' troppe cose, eppure abbiamo girato tutti gli uomini, quindi... Sì, ho notato, hai fatto ricorso ampiamente a tutte le rotazioni possibili. Quindi è una cosa che non era tanto fisica ma quanto mentale, che abbiamo smesso di essere quella squadra che eravamo fino alla settimana prima. Basta solo ripartire con i piedi in terra perché si va presto da prima posizione ad arrivare ultima. Sì, bella. Infatti avevo visto la tua intervista la settimana scorsa dove sottolineavi che effettivamente nessuna partita del campionato di Serie 2 è scontata nel suo sviluppo. Non ci sono mai state, per esempio, divari tra chi vince e chi perde, quindi all'insegna dell'equilibrio che caratterizza questa seconda serie, il che rende anche più piacevole vedere le partite. Sicuramente, ma io lo dirò all'infinito, cioè il girone nostro, il girone nord, è un girone dove c'è molto equilibrio. Poi ci sono secondo me due squadre che sono attrezzate per andare in su, noi non siamo quella, però la differenza, lo ripeto, che noi vogliamo andare su, questa è la grande differenza e finché i ragazzi hanno questa forza e questa voglia possono farlo, perché hanno lavorato 1 anno e mezzo per poter arrivare qua. È già il terzo anno che li segui, secondo il secondo, quindi sicuramente adesso si vede, ci puoi svelare il segreto, quali sono secondo te le maggiormente accreditate per il salto di categoria? Hai parlato di 2 squadre. Sì, all'inizio del campionato era il Novara e il Modena. Secondo me io metterei anche il Tiene, che sì, il Tiene è una bella squadra, certo, è una grande squadra. È una bella squadra, certo. Però ho detto siamo tutti lì perché tutti possono perdere tranquillamente punti. Ho detto qua vince chi è più regolare, chi ha la mentalità da vincente. Certo. E questa è la grande differenza, quello che ho cercato di trasmettere a questi ragazzi è una mentalità vincente, non è questione di bravura del singolo, della tecnica, no, è la mentalità, perché se giochi con la mentalità vincente alla fine paga. Un'ultima domanda, ringraziandoti comunque per la disponibilità, da ex campione quale sei stato, come giudichi la prova di entrambi gli estremi difensori? Io l'ho particolarmente apprezzata. Ma direi buona, io parto però da un presupposto, quando 2 portieri prendono 5 gol a partita non sono stati bravi. Certo, ci sta come disamina. Grazie, grazie Alessandro.